Allora, la lezione di oggi è dedicata al bel canto e ve la farò io, quindi non ci sarà un cantante a farla, ma la farò io che sono pianista, ma insomma va bene, ci proviamo. Allora, gli autori che sono stati scelti sono un po' quelli che di solito in tutti i libri vengono fatti entrare nel bel canto, che sono Rossini, Bellini e Donizetti. Anche se poi, come al solito, tutte le denominazioni, tutte le scatole, le scatolette dove vengono fatti entrare determinati personaggi sono sempre un po' strette, nel senso che poi ogni compositore, ogni musicista ha il suo modo di approcciarsi, e quindi diciamo che poi vanno fatte le dovute distinzioni per ognuno di questi autori. Comunque, diciamo, il bel canto nasce più o meno all'inizio del 1600. Nasce quando vengono, diciamo, stampati anche i primi trattati di tecnica vocale solistica. Inizialmente si chiamava buon canto e poi la denominazione è diventata bel canto. Ma il massimo sviluppo si ha nel 1700 e diciamo per tutto il secolo, poi comincia a scomparire alla fine del 1700 e poi con Verdi, Puccini e il melodramma, diciamo, drammatico, il melodramma veramente romantico, diciamo, c'è un nuovo ideale e quindi il bel canto comincia a sparire, e è collegato, come ben saprete, alla figura dei castrati, dei cantanti castrati. Che cos'è il bel canto? Stavo pensando, è un po' di giorni che penso, come posso spiegare cosa vuol dire questo tipo di tecnica. Chi c'era la volta scorsa alla lezione che ha tenuto Salvatorica, appunto lei parlava della differenza parlava del canto melismatico e diceva appunto che ci sono due tipi di canto: quello in cui a ogni sillaba corrisponde una nota, e quello in cui per ogni sillaba vengono associate più note, a volte veramente tante note. Ecco, il bel canto appartiene a questo, nel senso, il bel canto è un modo di cantare improntato al virtuosismo, improntato all'agilità, improntato agli abbellimenti, le fioriture, i melismi, l'ornamentazione. Cioè, diciamo, le melodie non sono semplici, lineari, o meglio, magari lo sono, però sono costantemente fiorite di abbellimenti, di ornamentazioni. E tutto questo poi è collegato alla bravura dell'esecutore. Diciamo che attorno al 1700, questo avviene anche per quanto riguarda la tecnica strumentale, si comincia proprio come modus di intendere la composizione e lo studio anche degli strumenti, a esplorare le possibilità di ogni strumento. Quindi se prima si adoperava, diciamo, possiamo dire in modo standard, lo strumento musicale, diciamo proprio a partire dal 1700 si prova a vedere fino a dove può arrivare questo strumento musicale, quindi che potenzialità, che possibilità, e anche a livello proprio tecnico gli esecutori che possibilità hanno, quanto possono diventare bravi, quanto possono adoperare la loro tecnica per fare cose sempre più complicate. Questo avviene anche nella tecnica vocale. Infatti diciamo che va di pari passo questo aumento dell'ornamentazione con la bravura degli esecutori, la bravura degli interpreti. Il primo esponente del bel canto è Gioachino Rossini. Allora, Gioachino Rossini nasce a Pesaro nel 1792 e è autore di ben 39 opere teatrali, quindi una cospicua produzione, veramente una ingente produzione. Diciamo che possiamo dividere la sua produzione in due parti. La prima è quella italiana, quando lui appunto vive in Italia, e la seconda è quella francese, perché lui appunto si trasferirà in Francia, dove anche morirà, e prende parte attivamente alla vita musicale francese. Inizialmente rimane molto legato al suo melodramma italiano, però poi con, diciamo, l'ultima opera che lui scrive, che è il Guglielmo Tell del 1929, che è una grande opera in 4 atti, si rifà proprio al modello francese. Ma noi parliamo di quello italiano. Allora, Rossini raccoglie l'eredità di Mozart, nasce 3 mesi dopo la morte di Mozart, e raccoglie l'eredità di tutti i classici viennesi, ma anche del teatro napoletano, in particolare Paisiello, e comincia diciamo, il suo esordio nella composizione teatrale con le opere buffe.
La prima, che ottenne un successo straordinario, e il suo primo vero successo è La cambiale di matrimonio. Poi ce ne sono altri, come per esempio La scala di seta, Il signor Bruschino, anche questa è un'opera molto famosa del 1813. L'italiana in Algeri, Il turco in Italia, poi abbiamo la famosissima opera Il barbiere di Siviglia, che è del 1816. E l'ultima opera comica che lui scrive è La Cenerentola nel 1817. Diciamo, queste sono un po' le opere comiche, le opere buffe che lui scrive, diciamo, le sue opere più importanti. Quali sono i caratteri di queste opere comiche? Dunque, anzitutto lui appunto prende spunto, è un allievo dei classici viennesi, in particolare dell'opera di Mozart. Cosa fa? Allarga le strutture anzitutto, quindi mentre le strutture di Mozart erano più piccoline, più circoscritte, l'aria forse era più corta, comunque in generale la struttura dell'opera era più contenuta, lui appunto allarga di molto le strutture che assumono delle dimensioni veramente imponenti. Dopodiché fissa l'opera comica in 2 atti, di cui il primo di solito è più ampio, più complesso, sia formalmente sia anche dal punto di vista della trama. Succede un po' di tutto nel primo atto, poi il secondo è quello un po' risolutivo, quello liberatorio. E dopo fa un passo avanti anche per quanto riguarda la trama comica, nel senso che la trama comica viene sciolta un po' dalla satira fine a se stessa, cioè dal far ridere per far ridere, ma comincia a fare un'analisi più approfondita dell'uomo, più approfondita della dimensione storica. Quindi sicuramente le opere di Rossini sono comiche, fanno ridere, fanno divertire, ed è giusto che le si prenda in questo modo, però hanno sempre un significato, vogliono sempre analizzare la psicologia umana, è sempre una satira molto, molto lucida, ecco. Diciamo che comunque in tutto questo periodo in cui lui scrive opere comiche ce n'è una che è sempre del 1813, l'anno degli italiani in Algeri, che è Tancredi, che invece è un'opera seria. Dopo aver concluso la produzione di opere buffe, Rossini si comincia a dedicare alle opere serie. Abbiamo la prima, che è del 1815, Elisabetta regina d'Inghilterra, poi altre famosissime sono ad esempio Otello, il Mosè in Egitto, Maometto, la Zelmira, e il capolavoro del 1823 è Semiramide, e Semiramide è l'opera che chiude il periodo italiano di Rossini. Dopo un viaggio che lui fa a Vienna e poi a Londra, appunto Rossini, come abbiamo detto, si trasferisce a Parigi, dove rimarrà sino alla morte, e lì accoglie i postulati romantici, ma li accoglie sempre prudentemente, e così anche si dimostra aperto verso le forme teatrali francesi, ma questa apertura è sempre parziale, nel senso che lui rimane sempre molto attaccato alla sua opera italiana. Anche partecipa alla Querelle de Buffon, che era appunto questa disputa fatta tra l'opera italiana e l'opera francese. Lui, con una lettera che scrive molto, tra l'altro divertente da leggere, prende proprio posizione a favore dell'opera italiana. Alcune opere italiane, che aveva scritto italiane, le rimaneggia per le scene parigine, invece altre le scrive interamente per il pubblico francese. La prima è Le Comptoiries del 1828, e poi appunto abbiamo il Guglielmo Tell, che è questa grande opera in 4 atti, quindi non è, a differenza dei 2 atti dell'opera comica, abbiamo veramente un ampliamento ulteriore delle strutture, e con quest'opera lui diventa veramente acclamato e molto famoso. Tuttavia, pur essendo molto giovane, dopo il Guglielmo Tell, Rossini decide di abbandonare il teatro. Quindi diciamo, conclude così la sua produzione teatrale, che comunque, come ho detto prima, è veramente cospicua, perché 39 opere sono comunque un numero molto ingente. Noi vi faremo sentire 3 arie tratte da un'opera comica, quindi un'opera del primo periodo italiano, un'opera buffa, che è Il barbiere di Siviglia. Il barbiere di Siviglia, tratto dalla commedia omonima di Beaumarchais, e la prima rappresentazione viene fatta il 20 febbraio del 1816 al Teatro Argentina di Roma. Allora, cosa dire di quest'opera? È un'opera buffa, le trame delle opere buffe sono sempre articolate e diciamo complesse da capire, nel senso che ci sono questi sotterfugi, questi inganni,
sono proprio queste cose che poi creano l'irrealità. E il protagonista è il conte di Almaviva, che è arrivato a Siviglia e andando in giro per il paese trova questa ragazza che si chiama Rosina e decide di fargli la corte. La prima aria che ti farà sentire Carlo, Secco ridente in cielo, è proprio una serenata che il conte d'Almaviva fa a Rosina. Dopodiché però lui decide di approcciarsi a lei sotto mentite spoglie. Infatti avrà ben 3 travestimenti durante tutto il corso dell'opera. Prima si traveste in Lindoro, appunto che l'Indoro è il primo travestimento che è, diciamo, si realizza nella seconda aria che sentirete, che è il segno nome. Qual è il problema? Che Rosina diciamo, è sotto diciamo, è servita dal suo tutore. Il suo tutore è anziano, molto geloso, Don Bartolo, e quindi lui ha anche qualche problema a entrare in casa di questa Rosina. Allora, diciamo, approfittando dell'uscita di Don Bartolo, si mette d'accordo con Figaro e organizza quest'altra serenata spacciandosi per l'Indoro. Questa serenata poi sortisce effettivamente il suo effetto, perché la terza aria che sentite, che forse non lo vedete proprio bene in ordine, comunque insomma sono queste le arie che sentite, la cavatina di Rosina, che è una voce poco fa, sentirete che Rosina dice effettivamente sì, l'Indoro mio sarà, quindi diciamo questo l'Indoro, questo fantomatico l'Indoro ha sortito effettivamente il suo effetto. Cosa dirvi? Soprattutto non se il mio nome, ma Ecco ridente in cielo, e anche una voce poco fa, sentirete che sono aree divise in 2 parti, nettamente in 2 parti. C'è una prima parte che è più lenta e un'altra che è allegro come tempo, quindi c'è proprio questa divisione netta. Sentirete questa agilità che grazie alla bravura dei cantanti che abbiamo ospiti, insomma, vi mostreranno anche questa cosa, appunto questa capacità con cui loro riusciranno a passare dalle note gravi alle note acute, fare un sacco di cadenze, a dimostrare appunto la loro bravura tramite il virtuosismo, tramite appunto queste tecniche del bel canto. Allora, per il momento vi proponiamo queste 3 aree del Barbiere di Siviglia di Rossini, e dopo più avanti vi parlerò invece di Bellini e Donizetti. Intanto grazie e buon ascolto.
Oh
Bene, allora abbiamo sentito questo teorema del barbiere, avete sentito come l'elemento virtuosistico, avete sentito quante note sono in grado di fare questi cantanti. Però il tratto distintivo è che quest'aria che ha appena cantato Carlos era piuttosto intima, però ad esempio l'aria Una voce poco fa avete visto come l'elemento virtuosistico è usato da Rossini per far ridere, nel senso che una delle regole basilari per una regola compositiva proprio, se si vuole comporre qualcosa di divertente, è scegliere una melodia molto semplice, farci sopra un sacco di note. È molto divertente sentire appunto tutti questi gorgheggi e poi anche con questo testo simpatico. Con il prossimo brano che sentiremo di Bellini vedrete che invece l'ornamentazione del virtuosismo, appunto questa tecnica del bel canto, è usata in tutto un altro senso. Allora, in Bellini il virtuosismo non ha più un ruolo, diciamo, esteriore, non è più assolutamente comico, infatti Bellini è un autore di tragedie liriche, quindi di opere serie e sempre che vanno a finire molto male. Quindi diciamo, il virtuosismo acquista una valenza romantica, è quasi una trasfigurazione lirica. Diciamo, mentre prima i Rossini veniva usato appunto per dare questo tocco di vivacità, di divertimento, ecco invece per Bellini il virtuosismo è usato per sfogare invece i propri sentimenti più intimi, i propri drammi interiori. Allora, Bellini abbiamo detto autore di opere serie, l'opera forse più famosa e anche più il capolavoro, diciamo, di Bellini è La Norma. La Norma è una tragedia lirica in due atti sul libretto di Romani e viene rappresentata per la prima volta al Teatro La Scala a Milano il 26 dicembre del 1831. Questa data ricorrerà il 26 dicembre, cioè il giorno di Santo Stefano, ricorre perché anche vedrete nelle opere successive la prima è fatta proprio il 26 di dicembre perché è l'anno, il giorno appunto che decreta l'inizio della programmazione. Quindi il fatto che un'opera venga rappresentata il 26 di dicembre, quindi come inaugurazione, è proprio indice anche possiamo dire, della stima, della fama che ormai ha ottenuto il compositore. Allora, vi racconto brevemente la storia di Norma. Allora, Norma dunque, intanto l'opera è ambientata all'epoca della conquista romana delle Gallie. Norma è una sacerdotessa, figlia del sacerdote dei Druidi Oroveso. Allora, cosa succede? Che appunto ci sono questi romani che vengono a conquistare le Gallie. Uno di questi, che è un proconsole romano, che si chiama Pollione, ha una storia con Norma, diciamo, nell'antefatto, e con lei ha anche due figli, ma ora non è, diciamo, è innamorato di Adalgisa, che invece è, mentre Norma è la sacerdotessa, Adalgisa invece è una novizia. Ne progetta moltissime, tipo vuole abbattere addirittura il tempio per avere con sé Adalgisa, solamente che alla fine, infatti proprio in questa occasione si situa l'aria che sentiremo cantare, che è Casta Diva, quando appunto Norma, che la Casta Diva è cantata da Norma, rivolge questa sua preghiera alla luna, leva la sua preghiera appunto perché dentro di sé dice il tempio non verrà ancora distrutto. Alla fine, diciamo, questa Adalgisa si lascia convincere da Pollione e lo segue a Roma. Lo segue a Roma, ma diciamo Norma rivela a Clotilde, che è una sua confidente, il timore che Pollione la stia tradendo, e contemporaneamente Adalgisa confida a Norma di aver ceduto all'amore, quindi di aver infranto il suo voto appunto di castità che era indispensabile per diventare sacerdotessa. Norma non sa però che lei ha infranto questo voto con Pollione, quindi si dimostra comprensiva e la libera dall'obbligo, diciamo, sacerdotale. Quando poi invece scopre che quest'uomo è Pollione, fa una scena d'ira a tutti e due, eccetera. Il secondo atto invece si apre a casa di Norma, nella stanza dove ci sono i due figli appunto di Norma che ha avuto con Pollione, che dormono, e lei addirittura alza un pugnale presa dalla disperazione per ucciderli, solo che all'ultimo si trattiene, poi diciamo li abbraccia, eccetera.
Poglione nel frattempo dice a Norma chiaramente che lui non intende rinunciare ad Adalgisa, ma siccome appunto questa Adalgisa ha cominciato a intuire i desideri suicidi e comunque questi gesti disperati di Norma, Adalgisa appunto promette a Norma che lascerà Poglione e che gli pregherà di tornare da lei. Dopodiché cosa accade? Giunge la notizia che un romano è stato sorpreso nel recinto delle sacerdotesse e viene accusato Poglione. Rimangono soli Norma e Poglione. Norma in un ultimo disperato tentativo chiede a Poglione di tornare con lei, ma Poglione rifiuta. Allora lei, diciamo, dà pubblica questa notizia appunto del fatto che un romano, e appunto Poglione, è entrato nel recinto delle sacerdotesse e ordina di preparare il rogo per questa sacerdotessa spergiura e traditrice, e Poglione pensa che appunto questo rogo sia destinato ad Adalgisa e la scongiura, dice Norma, ti scongiuro di non condannare Adalgisa. Invece nell'orrore di tutti Norma accusa se stessa, va dal padre, gli consegna i figli, gli chiede perdono per ciò che ha fatto e si butta dentro il rogo. A quel punto Poglione, in preda ai rimorsi, la segue dentro il rogo anche lui e muoiono tutti e due. Quindi è un'opera veramente drammatica e diciamo emblematica di quello che era il melodramma. Quindi appunto questa preghiera, quest'aria Casta Diva è appunto una preghiera che Norma rivolge alla luna e niente, sentirete proprio come tutta questa agilità, come questo virtuosismo, questa ornamentazione venga usata invece per fini drammatici e assolutamente non comici. Quindi Casta Diva di Bellini, buon ascolto. Grazie.
Bene, allora l'altro autore che abbiamo fatto rientrare nel bel canto è Gaetano Donizetti. Bergamasco, nasce nel 1797 e muore nel 1948 a Bergamo. Anche per lui, come per Rossini, la formazione è basata sui classici viennesi. Esordì con Enrico di Borgogna a Venezia nel 1818 e una caratteristica di Donizetti è che compose sempre per tutta la vita, assecondando i ritmi forsennati, i ritmi comunque incalzanti del teatro, perché c'erano questi impresari che commissionavano e diciamo il compositore doveva stare dietro e comporre secondo le scadenze che questi impresari davano. Quindi a differenza ad esempio di Rossini, che a un certo punto si ritirò dalla produzione operistica, invece Donizetti ebbe sempre questa caratteristica di comporre stando sempre ai tempi senza mai ribellarsi. Le due opere da cui vi presentiamo di Donizetti, da cui vi presentiamo delle arie, sono Anna Bolena del 1830, che è una tragedia lirica in 2 atti, e l'Elisir d'amore del 1832, che invece è un'opera buffa in 2 atti, quindi si tratta proprio di due cose completamente diverse. Entrambe sono sul libretto di Romani. Allora, partiamo da Anna Bolena. Anna Bolena ha debuttato a Milano anch'essa il 26 dicembre del 1830, quindi in occasione dell'inaugurazione appunto della stagione. Parla di Enrico VIII, che è sposato con la regina Anna, ma tuttavia ha un nuovo amore, che è questa damigella Giovanna. Cosa succede? Che rientra dall'esilio il conte Persi, che era sempre stato innamorato della regina Anna. I due si incontrano e effettivamente questo conte dimostra il suo amore alla regina, ma lei lo respinge. Solo che cosa succede? Il musico di corte, che invece era sempre stato segretamente innamorato della sovrana, raccoglie un medaglione e tiene con sé questo medaglione, e il re lo scopre con questo medaglione appunto della sovrana e fa arrestare tutti. Però la regina Anna è innocente, nel senso che non ha fatto niente con il servo, ma non ha fatto niente neanche con il conte, perché l'ha respinto. Finisce che la regina è rinchiusa nella torre dove è stato gettato anche il conte e comincia a delirare. A un certo punto ode da lontano i preparativi delle nozze fra Enrico e il suo nuovo amore, appunto questa damigella Giovanna, e muore tragicamente fra le braccia delle sue damigelle. Quindi diciamo una trama tragica che diciamo con esito molto simile a quello di Norma. Invece di tutt'altro genere l'Elisir d'amore. L'Elisir d'amore è un'opera buffa ambientata in un villaggio rurale contadino nei pressi di Firenze. Il protagonista è Nemorino, il protagonista maschile, che è un contadino un po' imbranato, un po' impacciato, che si innamora di Adina, che invece è ricca e anche molto capricciosa. Nemorino alla fine prende coraggio e si dichiara ad Adina, ma Adina lo rifiuta. Allora cosa succede? Arriva all'improvviso nel villaggio Camara, che è un mago, un ciarlatano potremmo dire, e offre a Nemorino un elisir, appunto l'elisir d'amore, un elisir magico, e gli dice: guarda, questo elisir ti permetterà di conquistare Adina in 24 ore. Succedono poi varie peripezie e alla fine succede che muore uno zio di Nemorino che gli lascia una fortuna in eredità. A questo punto Nemorino riesce a conquistare Adina e attribuisce il fatto appunto di aver conquistato questa donna a questo elisir. Quindi diciamo una trama che un po' in equilibrio fra il comico e il patetico, anche questa molto lucida e disincantata, comunque, perché fa ridere sì, ma è appunto un'analisi profonda di alcuni soggetti umani e soprattutto di alcuni aspetti della psicologia umana. Vi presento anche velocemente, così la finisco di parlare, l'ultima opera, l'ultima aria che ho messo in programma prima del duetto, e vi spiego anche brevemente perché abbiamo deciso di mettere questa aria in programma. L'autore è Jacques Offenbach, un tedesco neutralizzato francese, nato a Colonia nel 1819 e morto a Parigi nel 1880. Offenbach fondamentalmente fu un grandissimo scrittore di operette, ebbe anche un grande successo, ne scrisse un centinaio,
e addirittura gestì un teatro, svolse attività di impresario, gestì un teatro che è il Teatro dei Parisiens. Negli ultimi anni della sua vita si dedicò alla sua ultima opera, I racconti di Hoffmann, scusate, che appunto è la sua unica opera, tra l'altro rimasta incompiuta nella strumentazione, fu completata poi da Giraud, appunto in omaggio a questo grande scrittore tedesco che egli amava. Appena sentirete quest'aria, vedrete che anche quest'aria, che tra l'altro è famosissima, è l'aria della bambola, tratta da appunto dei racconti di Offenbach. Sentirete perché è profondamente affine a tutte le arie che sono state eseguite. Intanto presenta un virtuosismo direi estremo, nel senso che sono poche le cantanti che possono permettersi un'aria del genere. Inoltre diciamo che anche Wagner stesso chiamò Offenbach il piccolo Mozart degli Champs-Élysées, questo perché Offenbach si rifece sempre ai modelli mozartiani ma anche soprattutto rossiniani, e diciamo la sua opera, che è comica sicuramente, ma dimostra anche essa una lucidità disincantata, nel senso che egli vuole proprio mettere in mostra questo mondo fatuo e spregiudicato nel quale viveva. Allora, l'opera, l'Esconto Hoffmann, che è in italiano noi diciamo I racconti di Hoffmann, è formata da un prologo, 3 atti e un epilogo, appunto fu completata dopo perché rimase incompiuta e fu rappresentata all'Opéra Comique di Parigi il 10 di febbraio del 1881. Il narratore, diciamo, all'interno di quest'opera c'è la figura del narratore, che è Hoffmann stesso, e lui racconta le sue storie d'amore con 3 donne. Una di queste è Olimpia, una bambola meccanica. Tra l'altro questa figura della bambola meccanica ebbe una grande fortuna nel balletto, perché appunto si presta bene a essere rappresentata e anche a rappresentare un personaggio che si danza, diciamo. Niente, quindi Olimpia è una bambola e canta quest'aria, Les oiseaux dans la charmille, un'aria di un virtuosismo direi esagerato. Vi accorgerete che ogni tanto questa bambola finisce la carica, perché appunto non è una persona ma è una bambola, e quindi ogni tanto, diciamo così, dovremmo ricaricarla, così riparte. Per concludere poi, così veramente non parlo più, abbiamo messo il Brindisi della Traviata in programma. Questo non c'entra invece veramente proprio niente, solamente che avevamo 2 cantanti e volevamo sfruttare la possibilità di fare un duetto, e quindi abbiamo scelto questo brano che è leggero, adatto a concludere in maniera un po' più conviviale l'incontro. E niente. Nadia, cosa vuoi dirmi? Se qualche mi guarda. Va bene. Allora, intanto vi ringrazio per l'attenzione, vi facciamo sentire quest'ultima parte del programma. Ringrazio nuovamente tutti, in particolare Sally e Carlos, e buon ascolto. Oh